Questa sezione del nostro premio Diari di Viaggio è una sezione che negli anni ci ha permesso di leggere esperienze le più varie e scritte anche con modalità molto interessanti e differenti. Ne è un esempio in questo incontro un diario di viaggio fra le opere selezionate e premiate che è stato realizzato come un viaggio illustrato attraverso i disegni della nostra Véronique Benet e che la giuria ha apprezzato molto. Abbiamo anche le opere di Elena Traina e Rosario Libero Cinquerrui all'interno di questa sezione dei diari di viaggio. Io in qualità di presidente vi do il benvenuto. Sono felice che nonostante questa emergenza sanitaria abbiamo avuto l'occasione di potervi incontrare e di poter omaggiare il vostro lavoro. E sarà molto interessante poter anche discutere insieme nel corso di questo incontro sui lavori, sulle scritture e sulle illustrazioni che sono state presentate per questa edizione di Trinechia. Do la parola ad Amor Dekis. Posso? Prego, Amor. Buonasera e grazie a te, Orazio, che mi ha fatto partecipare in questa bella iniziativa e sono molto felice di essere fra di voi e devo dire che questa iniziativa di Trinachia riguardo il premio internazionale, soprattutto quello che ha a che vedere con il diario di viaggio, penso che sia una iniziativa abbastanza ricca e attraverso le opere che sono stati presentati, senza parlare ovviamente delle edizioni precedenti. In questa qua come sempre abbiamo, come dire, abbiamo vissuto attraverso i racconti e così via molte cose riguardo la Sicilia, la sua storia, il percorso che hanno fatto questi autori e direi che abbiamo avuto a che vedere delle opere, delle vere opere, diciamo, direi che possono essere tranquillamente dei libri se non lo sono già stati pubblicati. E comunque vorrei, come dire, congratularmi con gli autori per quello che hanno presentato e anche con l'organizzazione, l'associazione, tutti quelli che sono stati insomma intorno a questa bella iniziativa hanno fatto sì che diciamo di un anno all'altro dimostra un certo successo abbastanza palpabile. Bene, ti ringrazio Amor. Noi abbiamo lavorato nel corso di questa edizione, come le altre, confrontandoci continuamente fino a pochi giorni fa. È stato difficile poter fare delle selezioni rispetto alle opere presentate. Tutte meritano uno spazio e un interesse rispetto al lavoro fatto. Devo sottolineare che tutte queste opere sono per noi un patrimonio immateriale importante ed è per questo che sono sempre e saranno sempre presenti all'interno del nostro archivio, l'archivio della memoria dell'immaginario siciliano, e saranno, indipendentemente dall'esito delle varie premiazioni, delle edizioni di Trinechia, saranno sempre valorizzate. Adesso do la parola a Susanna Basile in rappresentanza della testata Sicilia Report. Buonasera a tutti.
tutti, grazie Orazio di avermi chiesto di partecipare. Fin da quando è nata Sicilia Report, che è un giornale online relativamente giovane, perché insomma abbiamo 1 anno e mezzo di vita, però ci siamo presi un bellissimo spazio che secondo me era quello che mancava fra i vari giornali online, perché siamo un giornale che ci dedichiamo moltissimo nell'ambito della cultura, e quindi quando ho conosciuto Orazio, che faceva parte anche lui a sua volta di una nicchia, no? Sia col suo premio sia con le ricerche che ha sempre fatto nell'ambito dell'autobiografia, mi è sembrato opportuno ospitarlo fin dall'inizio, anche nelle nostre meravigliose discussioni culturali. Per cui sono veramente onorata di partecipare al premio e di conoscere anche gli autori di cui ho appena visto degli estratti. Nel caso di Veronique ho visto l'opera completa perché la sua c'è il video, quindi le volevo fare i miei complimenti dal vivo, non so se mi capisce, ma io ci provo lo stesso. E sono anche veramente emozionata perché non ho una grande confidenza con i mezzi mediatici, perché nel senso che sono abituata a fare le cose dal vivo, quindi un attimino mi piace anche mantenere l'emozione, visto che non ci possiamo vedere, respirare, toccare. Vi dico pure che io nella vita faccio la psicologa e la sessuologa clinica, così ve ne fate una ragione, oltre ad essere giornalista, per cui mi piace anche il contatto con le persone. Allora cosa faccio? Almeno faccio finta di emozionarmi, anche se sono qua che non mi conosco, e mi emoziono lo stesso. Volevo dire che anche lo scritto di Elena e lo scritto di Libero, mi è piaciuto il nome perché c'è soltanto il cognome Cinquerrui, mi hanno emozionato. Vabbè, ho finito. Quindi Sicilia Report, sappiate che non solo è a disposizione di Orazio Valastro, ma anche nei modi che lui poi, insomma, si regolerà con voi, anche per tutti gli altri scrittori. Fine. Basta. Ti ringrazio Susanna e ringrazio anche la testata Sicilia Report per sostenere il premio Trinachia e aiutarci attraverso gli articoli che saranno pubblicati dalla redazione a far conoscere i contenuti di questa quinta edizione. In merito alla sezione dei diari di viaggio vorrei sottolineare come queste scritture ci hanno permesso nel corso di questi anni di leggere molteplici esperienze di vita, scritte con stili interessanti e differenti. Il premio Trinachia ha inoltre evidenziato come queste scritture sul viaggio siano un'occasione di conoscenza, di incontro con le altre culture e soprattutto uno spazio di incontro con se stessi e con gli altri. Molti di questi diari di viaggio sono delle vere e proprie autobiografie. Diversamente dalle memorie di viaggio scritte dalle giovani generazioni di antiche e nobili famiglie, tanti di quei viaggi in Sicilia sono diventati dei libri di memorie, dove era il carattere rituale di quelle esperienze che si uniformava con quell'ordine culturale che l'Occidente imponeva al mondo colonizzato. Oggi questi diari ci raccontano di altri valori e lo fanno anche con uno spirito critico. Io adesso vorrei dare la parola a Elena Traina e invitarla cortesemente a condividere un estratto della sua opera e anche poi a condividere con noi un pensiero su questo lavoro di scrittura per Trinachia. Il titolo di questo diario, che è un diario che copre 30 anni, ho compiuto 30 anni ad aprile e per 30 anni ho visitato la Sicilia in diverse occasioni, essendo la mia famiglia della provincia di Agrigento, quindi spesso o sono andata io o la Sicilia è venuta da me, nella forma di mia nonna, che passa l'inverno da noi. E dunque questa è la selezione che la presidenza del concorso ha fatto. E il titolo è Memorie dall'Isola del Sole. 1990. Non ho ricordi, ma mi raccontano che nell'agosto del 90, dopo uno spettacolare mondiale, volo in Sicilia per la prima volta e sono ancora in fasce. Cugini e zie fanno a turno per tenermi in braccio come un trofeo, sentenziando unanimi che sono tutta mia nonna Rosalia, alla quale nessuno sa
che rimangono pochi mesi di vita. Una cugina di papà mi fa il buco alle orecchie, con l'orecchino stesso, mi raccontano. In paese si sentono le mie urla. 2009. Fino alla fine delle superiori, le estati in Sicilia si fanno un po' più rade. Sarà perché cominciano le vacanze studio in Inghilterra e in Spagna, i primi viaggi da sola in Irlanda, ma trovo sempre più scuse per non scendere. 2015. È un anno decisamente strano. Ho 25 anni e non me li sento, è come se in teoria avessi già dovuto decidere cosa fare della mia vita da un pezzo, ma sono ancora in alto mare. Così per la prima volta decido di scendere in Sicilia in primavera, non d'estate. Dormo dalla nonna, ma lavoro sul convento, perché dalla nonna c'è sempre qualcosa da fare. Mi vuole bene, ma non capisce che io non sono qua in vacanza. Una volta sento la mia vicina di casa che si riferisce a me come la milanisa. Non me la prendo, ho abbastanza anni di sopportazione alle spalle. I figli di migranti sono condannati a essere i tagli della società ovunque vadano. A sud sono quelli del nord, al nord sono quelli del sud. 2020. Quest'estate non andrò in Sicilia, non credo. È ancora troppo presto e non ho le forze necessarie per affrontare la domanda che tutti vorranno farmi. Qualcosa di spezzato ce l'ho dentro anch'io e lo so che farà fatica a guarire, ma non mi sento di affidare alla Sicilia anche questa responsabilità. Preferisco aspettare perché un giorno, quando tornerò, lo farò col sorriso sulle labbra e la curiosità di raccogliere nuovi ricordi, di ascoltare nuove storie e di solcare nuovi e sempre antichi paesaggi. Grazie per la lettura di questo breve estratto di un'opera che è stata molto apprezzata dalla giuria. Io do subito la parola ad Amordeghis, prego. Ora mi ricordo di questo racconto di Elena, non sapevo che era di Elena, ora abbino il racconto all'autore, all'autrice, diciamo. Infatti è un viaggio non solo geografico, diciamo da un posto all'altro, fra la Sicilia e il posto dove stava la Elena, ma è anche un viaggio negli anni, negli affetti come dire, con la famiglia e così via, specialmente diciamo quando siamo in un posto e ritorniamo in Sicilia attraverso ovviamente non solo la memoria dell'isola, insomma, del Sole e così via, ma anche attraverso gli altri testi, ci rendiamo conto che siamo circondati dall'attenzione, dagli affetti dei familiari. Come dire, la famiglia è ancora, diciamo, tiene ancora la sua unità, quello, come dire, che dà una certa particolarità anche alla Sicilia, che è un posto abbastanza, come dire, dal punto di vista strategico importante, dal punto di vista storico e soprattutto dal punto di vista umano, delle vicende che succedono in questo luogo, in questo pezzo di terra che si trova proprio nel mezzo del mare, è praticamente un posto a dir poco speciale. Io ho apprezzato questo, come dire, questo racconto anche anche la vita quando, come dire, ci rendiamo, come si dice, ritorniamo indietro e ci raccontiamo, insomma, ci ricordiamo insomma, della nostra infanzia, insieme alle nonne, ai nonni e così via, che sono veramente che ci marcano per tutta la vita. E comunque penso che sia stato, come dire, con le altre una delle opere abbastanza, come dire, di valore che va vista, magari anche va
come dire, elaborata e non testo un po' più da vedere pubblicato, chissà cosa. Bene, ti ringrazio Amor per aver condiviso un tuo pensiero su quest'opera. Tengo a sottolineare che tutte le opere che noi riceviamo, io poi le sottopongo all'attenzione dei vari giurati che partecipano al premio Trinachia in forma anonima. Per questo i giurati non sanno chi è la scrittora o la scrittrice ed è sempre una sorpresa poi ritrovarli di persona o nel corso delle nostre cerimonie o in altre occasioni. Ancora su questo testo forse Susanna vorrebbe dire qualcosa? Sì, assolutamente sì. Purtroppo, a parte la giornalista, c'è la psicologa, quindi mi dispiace per Elena. Simpatica. Allora, la prima cosa che ho notato quando l'ho letto è che proprio ha una forma del nostro, cioè il quaderno terapeutico è più o meno tenuto così, cioè i termini sono questi. Quindi in realtà a me più che un diario di viaggio mi è sembrato subito un quaderno di autoterapia, proprio la prima sensazione che ho avuto è stata questa. E anche da parte di Elena una forma sottile di sofferenza, cioè la prima cosa che mi è arrivata è stata questa sofferenza e questa insofferenza, no? E mi è piaciuto questo discorso: al nord siamo quelli del sud, al sud siamo quelli del nord, non abbiamo mai una collocazione, quindi siamo, come si dice, apolidi. Cioè, mi sei sembrata quindi una polide che, infatti poi hai nominato l'Inghilterra, hai nominato l'Irlanda, cioè hai nominato posti dove magari in questo caso, siccome non sei né italiano del sud né italiano del nord, là invece sei italiano, punto e basta, no? Perché vieni comunque da un altro paese, da un'altra civiltà. E poi ho pensato al fatto che è molto di moda ormai per i trentenni di oggi avere questo genere di esperienze, no? Dell'estero, dello stare fuori. Nello stesso tempo però la domanda che mi è da farti, questo come persona, quindi non come psicologa, perché non è né il luogo né nella situazione di oggi, ma che cos'è che facevi al convento, che non eri in vacanza? Cioè, io volevo sapere questo. Scrivevo. Ah, ma perché di cosa ti occupi? Scusa, io glielo devo chiedere a Orazio, no? A questo punto glielo chiedo, sì. Io mi occupo nella vita professionale sono operatrice culturale per un sistema bibliotecario, quindi lavoro per il sistema bibliotecario del Norfolk in Inghilterra e faccio eventi, programmi culturali. E poi scrivo romanzi, scrivo racconti ed ero giù, nel 2015 ero giù a fare una traduzione di Oscar Wilde per una casa editrice di Milano e in più a scrivere anche un romanzo, quindi insomma di tempo ne avevo veramente poco e di opportunità di scrivere ancora meno. Come dice, spiegaci la nonna che stava scrivendo il romanzo, per cui dice... Alla nonna, alla zia, al resto del paese. Quindi, già sei strana perché stai fuori, giustamente, quindi, no? Comunque, complimenti perché c'è una grande onestà in quello che scrivi. Cioè, anche se arrivi proprio, secondo me, poi al discorso della sofferenza, invece di crogiolarti nella sofferenza, no? Di narrare la tua sofferenza, cioè, hai questa onestà intellettuale che è molto interessante, nella chiarezza del linguaggio. Grazie. Grazie. Bene, grazie Susanna per questo tuo fresco e simpatico intervento, ma anche molto interessante. Mi viene in mente quando tu parlavi del diario Curarsi e via dicendo, questo famoso testo Curarsi con il diario. Io devo dire che nella scrittura di Elena Traina, oltre a tutto ciò che già Amor ha sottolineato e anche Susanna, mi è molto piaciuto questa capacità di invitare anche il lettore diciamo, ad accogliere, ascoltare, come lei stessa dice, utilizzo le sue parole, nuove storie e solcare anche nuovi
e non solo antichi paesaggi, che possono essere quelli della Sicilia, ma possono anche essere questi paesaggi interiori che attraverso la scrittura ci permettono di riflettere e di osservare soprattutto non solo un'interiorità, diciamo, personale, ma anche le storie delle altre persone con le quali noi entriamo in contatto. E quindi sono stato molto interessato a questa forma di scrittura di Elena Traina. Bene, voglio ritornare la parola alla nostra scrittrice premiata Elena Traina, se volevi aggiungere qualcosa. No, no, non ho molto da aggiungere. È stata una scrittura molto impegnativa, la stesura di quel diario, che non è uno scritto che avevo già da parte o che avevo intenzione di fare, ma semplicemente la raccolta dello spunto del concorso. È arrivato un po' al momento giusto, ho detto ok, forse adesso è il momento di riflettere qual è la mia posizione, qual è la mia relazione con la Sicilia, ed è quello che ho fatto. L'ho fatto nel giro di 2 notti, penso, che ci siano volute poi diversi giorni di editing. E la voce che è uscita fuori, per quanto poco personale o poco intimista da un certo punto di vista, un po' distaccata, è un po' la mia di voce. Ho sempre visto la Sicilia con gli occhi di un esterno, con gli occhi di una persona che la ama assolutamente, ma riesce a vedere anche le cose che non sono poi così positive, o le cose che magari vengono portate all'esterno come stereotipi e non sono più così, nel senso sono passati 30 anni dalla prima volta che ci sono andata, non è più la Sicilia di 30 anni fa, né bene né male, cioè ci sono cose meravigliose che stanno succedendo adesso in Sicilia e ci tengo a ricordarlo. Bene, grazie Elena Traina. Inizio anche a dare qualche informazione su queste scritture che abbiamo premiato. Il diario di viaggio di Elena Traina è la terza opera classificata all'interno di questa sezione. E così noi possiamo procedere invitando anche l'altra nostra autrice e illustratrice. Sto citando il lavoro di Véronique Benet. Donc, Véronique Benet, nous allons visionner la vidéo pour contempler ce travail de dessin, de texte sur ton voyage en Sicile. Merci beaucoup. C'était la première fois que je venais en Sicile, la première fois que je venais à Catane, la première fois que je montais sur l'Etna. Donc c'était beaucoup de premières fois. Et
moi aussi, je viens d'une ville noire et basaltique. Donc peut-être je me suis sentie très bien dès le premier jour à cause de ça. Moi aussi, j'habite au pied d'un volcan parce que c'est ce qui a, enfin, fait que je me suis sentie, oui, voilà, un peu chez moi. Alors parce que je fais peut-être partie de ces voyageurs qui aiment bien retrouver une part de chez eux, même ailleurs, une familiarité, voilà. Autrement, je pratique assez souvent le carnet de voyage en voyage, même tout le temps, enfin, chaque fois que c'est possible. Donc, je pars souvent seule et j'ai pour compagnie mon carnet. Donc, ce carnet, il permet d'être plus, un peu moins touriste, un peu plus flâneuse. Et puis, de sentir qu'il arrive quelque chose pendant le temps du dessin. Il y a des choses qui se passent. Et donc, on devient un observateur, observatrice de la vie autour, quoi. La vie qui est riche dans les villes. Ça peut être les enfants jouent, le linge s'étend, les chiens aboient, les oiseaux passent, des gens me saluent. C'est aussi une façon de redonner, quand on est dans un autre pays, quand on est juste en touriste, dans un quartier, de redonner un petit peu aux gens ce qu'on leur prend finalement en venant là, leur redonner sous forme de dessin de leur quartier, de leur village, de leur, des personnages qu'ils sont, etc. Voilà, une façon de laisser le temps parler, quoi. À travers le temps du dessin, il va se passer des choses qui vont être captées d'une façon ou d'une autre. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup Véronique. Credo che tutti quanti abbiamo più o meno compreso, anche se non conosciamo la lingua francese, ma Véronique ci parlava di questa sua zona dove lei risiede, che anche in quella zona di origine vulcanica, quindi una similitudine con il suo viaggio recente in Sicilia, che l'ha portata in varie città della Sicilia e sull'Etna, e mi piaceva anche quella sottolineatura sul senso del suo lavoro, restituire agli abitanti del quartiere, della città, della zona in cui lei poi è visitatrice e al tempo stesso diventa una residente, perché ha la sua postazione di lavoro, disegna e le persone sono vicino a lei a osservare e a guardare anche con i suoi occhi e attraverso i disegni il paesaggio che hanno davanti, la zona, la piccola città. Io vorrei sottolineare anche mentre viaggiava in Sicilia Véronique, alcune persone qui a Catania che ho incontrato mi hanno riferito dicendomi c'è un artista a Catania che sta disegnando alla pescheria, al centro storico. Sapevo della sua visita et del suo desiderio poi di partecipare a Trignac. Nous avons rencontré pas mal de personnes ici en ville qui m'ont vu. Voilà, et qui étaient là, curieux et intéressés et fascinés par tes dessins. Oui, c'est un spectacle aussi pour les gens, c'est bien. C'est l'échange. Amordekis, prego. Véronique mi fa ricordare come dire, artisti o scrittori che spesso volevano sempre andare a scoprire altre società, altri luoghi e così via, e con sé portano sempre un taccuino, diciamo, carnet de voyage, si direbbe in francese, dove vorrebbe, insomma, notano ogni cosa che gli sembra, come si dice, degno di nota, ecco.
A dire il vero, quando ho cominciato a leggere sullo schermo come si dice, mi sono poste un po' di difficoltà, soprattutto per la lettura riguardo i testi scritti a mano, ma poi, come si dice, ce l'ho fatta tranquillamente perché come dire, era facile zoomare, specialmente con il computer. Come dire, nei testi, nei colori, come dire, nella successione della presentazione delle opere, c'è una logica, un racconto praticamente, al di là come dire, della tecnica dei colori, ma proprio come dire, come se fosse un racconto, come dire, illustrato proprio dalla montagna ai bar, al mercato, alla gente, le case, le colori che ricordano anche il paese, la Sicilia. Ovviamente, come dire, fare un viaggio in Sicilia non è qualunque posto, e quello che è molto importante è che l'artista ritorna a casa e dedica proprio un lavoro dopo un viaggio, che sicuramente la Veronica andrebbe ringraziata per questa opera che ci ha fatto, insomma, che ci ha fatto insomma leggere o apprezzare dal punto di vista artistico e di pittura. Radio Oui, à toi la parole si tu veux. Oui. Oui, oui, mais j'ai pas très bien compris les dernières phrases de Monsieur Amordekis. Amordekis, il disait que ton travail a été beaucoup apprécié par les jurés. Oui, mais il parlait du retour Ami Patria. Enfin, que voilà, quand je reviens à la maison, c'est ça, j'ai pas très bien compris. S'il y avait une question, en fait, non tutti quelli che tornano a casa hanno questa carica, questa forza di dedicare a un viaggio. Questo significa che la Sicilia, come dire, ha avuto effetti abbastanza forti sulla tua presenza come viaggiatrice nel paese. Et après, à la maison, c'est un deuxième voyage aussi. C'est refaire le voyage lorsqu'il s'agit d'installer le carnet. Enfin, bon, ça c'est normal, quoi. C'est le travail de remémoration, enfin, pour refaire des textes, pour créer le carnet, le coller, ces choses. Ouais. Mais j'étais partie avec des stylos comme ça, enfin, ce sont des feutres à l'acrylique, et en fait, il s'est avéré que c'était vraiment j'avais pris les bonnes couleurs, donc j'étais contente, quoi. J'avais pas beaucoup de couleurs avec moi, mais elles se sont avérées être les bonnes pour la Sicile. J'ai réussi à faire l'orange des oranges, l'ocre des maisons, etc. Ouais, c'était bien. Et le bleu, très important, le bleu. Comunque, complimenti per il lavoro. Merci beaucoup. Susanna, a te l'onore di intervenire. Sì. Intanto c'è stata una parola che mi è piaciuta tantissimo, che lei ha detto in francese, che sarebbe le flâneur. Flâneur, questa. Flâneur, che è un personaggio preciso, specifico, che è molto più siciliano che francese, perché il siciliano passeggia, si ferma, guarda, passeggia, si ferma e guarda. Magari non guarda le opere architettoniche come ha fatto Veronique, guarda gli altri, fa altro. Però il modo di essere, come si dice, siciliano è molto flâneur in questo senso. Noi siamo molto, siamo molto, molto il y a aussi des flâneurs en France, je dois en faire partie. Ouais. Quindi abbiamo questa
non tutti i francesi sicuramente sono siciliani, però sicuramente tu di dove sei? Là, en ce moment, je vis dans le centre de la France, en Auvergne. Vabbè, Voilà. J'ai vécu longtemps à Paris aussi, mais je suis originaire du centre de la France, en Auvergne, donc au pied des volcans. C'est une région montagne, une région montagneuse avec des volcans. Mi è venuto in mente il Grand Tour, no? Quando si faceva il Grand Tour e c'è un illustratore che ce la fa ricordare, che era Jean-Pierre Houel. Oh, Jean-Pierre, non conosci? Véronique. Non, je vais noter, je vais chercher. Il Grand Tour nel Settecento, dove appunto c'erano sia questi grandi scrittori e questi grandi illustratori. Houel è uno di quelli che è venuto in Sicilia, e all'epoca Houel è venuto in Sicilia, quindi mi piace associarti a un grande, anche lui, come si dice, illustratore e architetto. Complimenti veramente, perché sei riuscita veramente a dare un'impronta, e poi spesso, te lo posso dire, capita sempre di più che sono le persone da fuori che vedono meglio le nostre cose belle, la nostra architettura. Quindi hai fatto proprio una gran bell'opera. Complimenti. Grand Tour, Planer, Houel. Questo è il mio massimo francese, quindi... Okay. Grazie. Merci beaucoup. Véronique Benet, donc ton travail est classifié dans la section cahier de voyage à la deuxième œuvre primée par Trinakia dans sa 5e édition. Mais congratulations pour ton travail. Merci beaucoup, Horatio. Très bien, merci pour ta participation et ta présence en Sicile aussi, qui sera renouvelée. Bien sûr, ça c'est certain. Merci Véronique Benet. E nous allons, passiamo alla, quindi a questo punto abbiamo compreso che la prima opera selezionata all'interno di questa edizione è quella di Rosario Libero Cinquerrui. Io invito il nostro autore a prendere la parola, se l'emozione... Se ho ancora un filo di voce, si sente? Sì, si sente bene. Ecco. Niente, allora leggo, prima dico il racconto, il titolo, ha per titolo L'investitura, divagazioni sul viaggio compiuto da Lauro, che in gioventù fu eccentrico scapigliato, poi operaio, quindi insegnante e da ultimo eroe arturiano. Questo è un po' il sottotitolo. Allora, questa pagina che leggo, che era chiusa del racconto, il protagonista, Lauro, è stato già investito del suo desiderato titolo e così quindi raggiunge l'antica città di Camarina. Da lì fa delle considerazioni finali che adesso vediamo. L'Acropoli, che prospetta sul mare più antico, o se si preferisce sul lago più grande e solcato del nostro unico, che se ne pensi, piccolo pianeta, è il culmine dal quale Lauro ha posto un suggello al suo viaggio. Ne è il suo presupposto culturale, con i suoi rimandi a un passato dalle promesse tali da far sperare all'irradiazione di una grande civiltà di pace e di concordia tra gli uomini. Premesse che però si sono rivelate remote e vane per il prevalere sull'intera terra delle figure di Ares e di Eris, gli dei che l'eredità della mitologia greca ha esportato nel resto dell'orbe terracqueo, portati in trionfo tra le nazioni. Quei due simulacri parlano
per bocca di un regista ventriloquo, il quale suggerisce loro gli scenari mondiali, induce all'inimicizia, all'avversione, all'ostilità, alla superbia oltracotante. E questa lunghissima azione scenica, cupa e densa di drammi d'ogni sorta, blandi o truculenti, durerà finché a quel regista rimarrà la possibilità di agire stando al timone. Il natante sul quale tutti siamo saliti, ognuno al momento di nascere, avendo ciascuno di noi ricevuto gratuitamente il nostro biglietto di sola andata, va a cozzare contro gli insidiosi scogli della discordia, sui quali giacciono insepolti ossa e teschi biancheggianti al sole. Quel borioso timoniere, comandante della crociera, sa di dover raggiungere un porto definitivo. Adesso, tuttavia, è giunto il momento del distacco di Lauro dai lettori del presente racconto, affinché possa liberamente intraprendere il suo Sicilianisch Reise. Sospendiamo pertanto il nostro resoconto sulla soglia di simboliche colonne d'Ercole e auguriamo anche noi al protagonista della nostra storia di aver successo nel portare a termine la sua missione, quel suo percorrere le strade di un'isola pregna di bellezze naturali e umane, appuntando le sue preziose osservazioni. Lasciamo che l'Appia salpi dal porto delle nostre presunte certezze con il suo carico di libri e di curiosità alla ricerca della sospirata Trouvaille, la mitica chiave di tutto, der Schlüssel zu allem. Desistiamo dunque dal seguire Lauro mentre si allontana a bordo dell'indefettibile Appia color lapislazzuli, con la sua roller al seguito, ondeggiante su quelle strade dell'isola, apriche per la maggior parte dell'anno, col desiderio, per parte nostra, di dar presto una scorsa al suo giornale di bordo, per potervi leggere storie intriganti, notizie, aneddoti, circostanze che almeno contribuiscano a liberarci per un po' da questa cappa di opprimente conformismo. Attendiamo la relazione di un viaggio che, chissà, un giorno o l'altro, Lauro avrà la ventura di inviarci. Grazie. Wow. Grazie a lei per la lettura e per la condivisione di questa parte della sua opera. Ho trovato interessante questa sua espressione quando lei parla di questo eroe, quando poi nella introduzione, nel commento suo personale alla sua opera che è stato inviato alla nostra attenzione, si coglie questo aspetto, che l'autore diventa l'eroe della sua scrittura, no? E qui in questo caso questo distanziamento tra una storia personale di un viaggio che poi diventa qualcos'altro in questo diario che ripercorre per lungo tempo questo ritorno, no? Questo continuo ritornare del personaggio principale, che è l'eroe di questo suo scritto, è un modo anche di esprimere la propria, il proprio modo di vedere, i propri sentimenti, la propria esperienza, che è anche come dire, tramutata, trasformata da questa finzione, da questa creazione letteraria. Ci pone la questione di come la scrittura oggi, la scrittura autobiografica si vada trasformando, no? Quindi non abbiamo un vero e proprio io scrivo
parlo della mia storia, il lettore è il testimone di questa mia, in qualche sorta, una confessione della mia storia, no? È invece un essere, come dire, infedele alla propria storia, però in questa infedeltà c'è anche la nostra storia. Noi siamo, l'autore è l'eroe del suo racconto. Questa era la formula che aveva ispirato anche l'attenzione a questo suo elaborato diario di viaggio tra finzione e realtà. È un viaggio interiore, un viaggio dell'animo. Vorrei fare intervenire anche Amor Dekis su quest'opera. Bene, io quando ho cominciato a leggere l'opera di Rosario, ora lo so che la sua, quello che mi ha, come dire, attirato la mia attenzione era lo stile, che era abbastanza, come dire, abbastanza ricercato. Ho ricercato il modo che poi nel corso della lettura che corrisponda al contenuto di quello che viene raccontato. Mi è venuto in mente subito una conclusione che si tratti di un'anima vagante in cerca di qualcosa, di qualcosa che si vede e non si vede nel frattempo, che si trova e che e continua sempre a cercare come dire, come dire, un viaggio proprio come imbacuccato in vari elementi e aspetti diversi, sia dal punto di vista filosofico che quello geografico, storico e anche del paesaggio e così via. Come dire, l'investitura di Rosario mi è sembrata un'opera anche, come dire, anche un po' filosofica, al di là del suo racconto, come dire, di viaggio e di personali, ma penso che esprima anche un qualcosa che diciamo un po' universale, diciamo, anche riguardo agli altri. Questa è la mia impressione di questa opera abbastanza, come dire, complessa insieme a vari elementi di diversa natura messi in un, come dire, in un contenuto abbastanza, come dire, coerente. Grazie Amor. Susanna, prego. Certo, il mio è un compito arduo. Io da una pagina devo capire il mondo che c'è dietro. Almeno Amos se l'è letto tutto. Però posso assicurare una cosa, Rosario, tu sei posseduto. Cioè hai, come si dice da noi, hai come si dice in psicologia, sicuramente hai più di una personalità che ti abita. Già basta anche una pagina, basta poco per capire questo. Che dentro di te appunto c'è questo eroe arturiano, no? Perché io ti vedo così e tu chiaramente parli del tuo passato, quindi o sei come Superman, che sei Clark Kent, che uno ti vede con gli occhiali e poi la sera te ne vai in calzamaglia in giro sui tetti a fare cose. E poi quello che ho notato che è difficile, di solito chi è che sa molto, te lo dice una che insomma è una che legge e studia tanto, spesso può diventare, come si dice, erudito e quindi sai quei libri pieni di riferimenti. Io ho presente ad esempio degli scrittori che fanno queste lezioni, mentre tu si vede che sai tante cose, no? Ma nello stesso tempo, siccome è una scrittura brillante che sale e scende, ti ripeto, già in una pagina si può vedere, perché io, grazie a Dio, con anche una casa editrice, quindi io sono abituata a leggere, per cui già da una pagina io vedo un mondo. Per cui sono convinta che quello che c'è dentro è strutturato bene. Infatti, sai che mi ha ricordato, non so se conoscete questo scrittore,
italiano, che si chiamava Ennio Flaiano, un grande scrittore umorista e grottesco. Ha collaborato pure con Fellini, no? Per la stesura della sceneggiatura di Otto e mezzo, che non è mai stato catalogato in nessun genere italiano. Per cui io credo che avete fatto bene a farlo vincere, perché ha una scrittura veramente ricca, letteraria, ma è briosa, cioè toglie peso alle parole, pur lasciando i contenuti. Quindi è questa la difficoltà immane, no? Di chi sa molto, che vuole dire tanto, a volte poi diventa pesante. Invece lui ha questa capacità. Tanto per citare un altro autore, a questo punto ci sta bene, non mi sto bene del nome, comunque, che ha scritto le 5 lezioni americane, Italo Calvino. E diceva questo a proposito della letteratura italiana. Italo Calvino parlava appunto in una delle 5 lezioni americane qual era la sua difficoltà, quella di togliere peso alle parole. Quindi grande lezione da parte di Rosario, che toglie il peso alle parole, però dà proprio la leggerezza del suo contenuto. Grazie. Prego. Grazie Susanna. Questo mettere insieme tutte queste riflessioni, anche è molto stimolante da parte, e lo è anche nel corso di tutta l'attività del premio con i vari giurati, perché ci permette sempre di osservare anche ciò che non riusciamo a cogliere nell'immediatezza della prima lettura di un testo. Tutte sono delle osservazioni molto importanti, questo del togliere peso come dice Susanna, sono perfettamente d'accordo, anche la complessità di questa scrittura, come sottolinea Amor, sono state queste fra le altre cose che ci hanno orientato a selezionarlo come prima opera. Quindi a Rosario Libero Cinguerrui tutti i nostri auguri per questa meritata premiazione. Voleva aggiungere ancora qualcosa? Autore Rosario Libero Cinguerrui? A questo punto, no, dico, io tento un dialogo con il mio immaginario lettore. Infatti dico che sarà difficile trovarne, però in maniera anche un po' ironica. Niente, è stato detto tutto. Adesso vado a smaltire l'ebbrezza del momento. Bene, allora io ringrazio tutte e tutti per questo gradevole incontro e anche per tutte le riflessioni che abbiamo condiviso a partire da queste scritture, da queste illustrazioni. Prima di salutarci volevo ancora ascoltare se volevano aggiungere qualcosa le nostre autrici. Elena Traina. Congratulazioni a tutti. Veronique, il tuo lavoro mi è piaciuto tantissimo. Ti ho lasciato in chat un paio di commenti. Se vuoi vedere, davvero merita tantissimo la pubblicazione, quindi in bocca al lupo. E grazie mille per aver condiviso le opere con noi, è stato molto bello, molto interessante. È bello vedere diverse prospettive sullo stesso quadro, sulla stessa mappa. Véronique. Merci beaucoup pour votre retour, pour m'avoir invité parmi vous avec mes dessins. Et puis voilà, pour cette envie que ça donne de faire évoluer encore ce projet, de redessiner la Sicile encore et toujours. Voilà. Allora, grazie di cuore per l'impegno e per la preziosa collaborazione di Amor Dechis.
Io sono molto contento di essere stato fra di voi, di aver scambiato con voi questo incontro che mi ha emozionato abbastanza. E vorrei sottolineare una cosa che ritengo abbastanza importante riguardo ogni opera. Quando ho letto le opere devo dire che c'è una grande difficoltà per scegliere perché sono tutti bellissimi, tutti hanno un valore, si vede che c'è un lavoro dietro e anche diciamo un livello. Quindi come si dice, le mie congratulazioni ai vincitori, a tutti e tre che sono stati scelti. E comunque devo dire che è anche un po' difficile a scegliere, bisogna anche farlo e devo dire che in genere le opere che sono arrivate in finale non sono male affatto, che sono tutti degni veramente di rispetto. Continuate con questa iniziativa. Grazie Amor, è dalla prima edizione che siamo onorati della tua presenza nel nostro comitato dei giurati e ti ringraziamo per questo tuo impegno costante e rinnovato. Susanna, prego. Io vi saluto tutti quanti, sono stata molto contenta anche per quanto mi riguarda, è un esercizio di stile, no? Da quello che ho potuto prendere, quindi mi è piaciuto tantissimo perché conoscere persone che non conosco per me è sempre un grande piacere, una grande gradevolezza, no? Spero di essere stata utile perché io mi sono divertita. E ribadisco ancora una volta che il Sicilia Report è a disposizione di Trinacria e dei suoi autori. Grazie Orazio, grazie a tutti voi, veramente. Bene, grazie Susanna Basile, grazie Sicilia Report. E noi ci impegneremo anche attraverso Sicilia Report, sottinteso nel promuovere questi incontri con le autrici e con gli autori per la nostra cerimonia di premiazione di Trinachia, della quinta edizione di questo premio. Grazie a tutti, grazie.